Buongiorno Notizia. 8:48 a Buongiorno Notizie, è il momento del nostro ospite, anzi oggi dei nostri ospiti, perché salutiamo e presentiamo Franco Lionti, responsabile del Dipartimento Area Viabilità e Sicurezza Stradale del Codacons, e Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale di Codacons Sicilia. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora andiamo con ordine, parleremo oggi di tante cose, parleremo appunto di sicurezza stradale e del particolare stato in cui sono ridotte ai noi le nostre strade. Ne parleremo con Franco Lionti, ma iniziamo con l'avvocato Carmelo Sardella e parliamo di mense scolastiche, perché voi siete intervenuti di recente su questo argomento. Una mensa scolastica su 3 non si presenta in regola, un vero e proprio film dell'orrore lo definite. Per quale motivo? Sì, infatti è stato proprio definito un vero e proprio film dell'orrore, è proprio perché la percentuale di mense scolastiche che sono state riscontrate dai NAS fuori norma, quindi con delle irregolarità gravi di carattere igienico-sanitario, con pasti tra roditori, con cibi scaduti, insetti, quindi con condizioni assolutamente pessime. Chiaramente è una situazione grave. Riteniamo che chi ha sborsato dei soldi per mandare i figli in queste mense dovrà ottenere un rimborso per il servizio che non è stato prestato correttamente, oltre che configurare possibilmente anche delle fattispecie di reato. Infatti chiediamo di indagare anche per adulterazione alimentare, per frode in commercio, per attentato alla salute pubblica, una situazione che appunto è stata definita come un film dell'errore. È una situazione in tutto il paese, quindi con dei controlli che sono stati effettuati su 224 mense, in cui 81 hanno evidenziato situazioni di gravi irregolarità, quindi anche di rischio per la salute dei mense che, tra l'altro, come avete anticipato voi, sono care, costano parecchio, quindi la qualità dovrebbe essere garantita a prescindere, ma a maggior ragione. Sì, quindi oltre al danno anche la beffa, appunto. nel senso che è un servizio che si paga anche caro, oltre a essere pagato in maniera sproporzionata, a volte si usufruisce di un servizio rischioso per la salute dei consumatori. Torniamo a parlare invece di vaccini, perché dopo l'inchiesta pubblicata dalle Iene, voi come Codacons avete pubblicato tutti i rapporti tra Ricciardi e le case farmaceutiche. Sì, è una questione che evidenziamo da tempo, i conflitti di interesse nella sanità, in particolar modo anche nel settore delle vaccinazioni. Adesso è una questione che è tornata in maniera prepotente alla ribalta dei media nazionali, con la trasmissione delle Iene, che ha dedicato un servizio alla questione dei conflitti di interesse e le incompatibilità tra il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Ricciardi e chiaramente i finanziamenti che ha continuato a ricevere dall'industria farmaceutica. Chiaramente noi diciamo ormai da tempo che tutti coloro che rivestono ruoli importanti di vertice nell'ambito della sanità devono essere al di sopra di ogni sospetto. Il cittadino non deve sospettare che un soggetto abbia interessi altri, e quando a capo di enti importanti come l'Istituto Superiore di Sanità si pone un soggetto che ha continuato a ricevere finanziamenti da parte dell'industria farmaceutica, chiaramente questo viene meno, cioè vi è il forte sospetto appunto che l'agire del soggetto non sia determinato in maniera libera. Quindi questo non deve sussistere, e riteniamo che ancora più comica diciamo quella che è la difesa tentata da Roberto Burioni sulla questione appunto di Ricciardi, proprio perché anche lo stesso Burioni è stato denunciato più volte al Codacons per conflitti di interesse. Quindi è una questione ampia, non riguarda soltanto l'Istituto Superiore di Sanità. Il Codacons ha pubblicato l'elenco dei finanziamenti anche delle industrie farmaceutiche. È una questione che riteniamo vada affrontata. Per questo il Codacons ha diffidato con urgenza l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, affinché si occupi in maniera seria della questione.
Avvocato, tra una settimana esatta è Natale, quest'anno sono giorni appunto di acquisti, un regalo su 3 sarà acquistato online, quindi prende sempre più piede questa forma di commercio. In testa alla classifica degli oggetti più regalati c'è l'elettronica, poi a seguire l'abbigliamento e i giocattoli. Sì, è una costante anche quest'anno l'acquisto dell'elettronica come ambito di maggiore appunto utilizzo, quindi maggiore acquisto da parte degli utenti. Il Codacons, che ormai monitora da tempo la tendenza degli acquisti dei consumatori, evidenzia anche per quest'anno quindi in testa alla classifica degli acquisti i prodotti elettronici, quindi computer, tablet, e in seconda posizione si staziona diciamo l'abbigliamento, che è un classico acquisto di Natale, e al terzo posto giocattoli per i bambini. Si tratta di acquisti che sono stimati in crescita, un 2,5% rispetto allo scorso anno, un dato positivo. Tuttavia quella che è la stima negativa è relativa ai saldi che inizieranno in Sicilia dopo l'Epifania e che prevediamo siano in calo, cioè non avranno un buon riscontro, proprio perché ormai è totalmente cambiata quella che è il modo di acquisto dei consumatori, con i sconti che periodicamente vengono fatti soprattutto anche online o il Black Friday, cioè vi è un totale cambiamento del modo di acquisto, e quindi credo che abbiano perso completamente appeal i saldi di fine stagione, anche perché vengono in un periodo successivo a acquisti o spese di varia natura, e quindi i consumatori sono privi della possibilità, diciamo, di poter spendere ancora. Tra poco con Franco Lionti parleremo di sicurezza stradale. Intanto un brevissimo accenno, perché voi definite la situazione disastrosa. Esatto. E tra poco ne parleremo tanto, no? Senz'altro. E allora rimane in studio con noi, perché davvero è stato fatto un report, un dossier sullo stato delle strade. Molte segnalazioni sono giunte anche in redazione, quindi rimanete all'ascolto. Buongiorno Notizia. 8 minuti dopo le 9, ancora in studio con i nostri ospiti del Codacons, e adesso, come annunciato prima e come promesso, con Franco Lionti, responsabile del Dipartimento Sicurezza Stradale e Viabilità del Codacons. Parliamo di strade, perché voi avete svolto proprio nei giorni scorsi un accurato sopralluogo su 2 strade, su 2 comuni, in particolar modo del catanese, Aci Sant'Antonio e Valverde, e avete definito la situazione che avete trovato disastrosa sia per lo stato della pavimentazione che per la segnaletica orizzontale, no? Sì, abbiamo fatto un controllo accurato della viabilità e naturalmente abbiamo riscontrato una situazione estremamente rischiosa per la sicurezza, perché ci sono molte buche segnalate in un modo alquanto bizzarro, con dei cerchietti di segnaletica colorati. Ecco, voi dite questi due comuni sono soltanto un campione, ma la situazione è generalizzata. La situazione sicuramente è generalizzata, riguarda tutti i centri piccoli e i centri grandi. Anche Catania, quindi? Indubbiamente, anche Catania. E noi più volte abbiamo avuto occasione di fare indagini simili, e questa volta siamo concentrati proprio qui. Un particolare importante è quello: abbiamo attenzionato la sicurezza sulle strisce, sugli attraversamenti delle strisce pedonali, sì, perché rappresentano un coefficiente a rischio altissimo. 1/4 degli incidenti, come sottolinea la stima dell'Automobile Club d'Italia, avviene proprio sulle strisce pedonali, sugli attraversamenti. Questo indica anche una mancanza di educazione da parte dell'automobilista, che non conosce spesso le regole, no? Ecco, oltre questo si deve ricordare, lo abbiamo scritto pure una volta per tutte, che nei centri abitati l'elemento che blocca il flusso veicolare transitante sulla strada non è il pedone, il passaggio pedonale. In ambiente urbano è il flusso veicolare che interrompe il percorso pedonale. Ecco, quindi è il pedone che è il padrone di casa, diciamo. È il padrone di casa, non solo, ma la sicurezza dei cittadini è fondamentale. Quindi l'automobilista, che poi è il pedone quando monta in macchina, deve ricordarsi che esistono questi dettami di sicurezza, questa cultura che bisogna recepire per poter essere di aiuto a se stessi.
Ecco, non soltanto attraversamenti pedonali si diceva, ma anche lo stato della pavimentazione, tante buche segnalate male e soprattutto l'assenza di segnaletica orizzontale che è necessaria. Non solo, e anche e soprattutto quella verticale, perché la verticale Che indica... per il codice della strada ha una importanza superiore alla segnaletica orizzontale e molto spesso sulle strisce pedonali dove sono previsti segnaletica verticale non è riportata alcuna indicazione. Non solo, ma nei tratti di strada deformata in ogni caso va previsto la segnaletica verticale come prevede il codice della strada. Quindi non si può gestire la sicurezza stradale invischiandosi del codice della strada. Voi da più tempo, da diversi anni, segnalate questo stato di pericolo e le amministrazioni però spesso, giustificando col fatto che non ci sono fondi in cassa, non ottemperano a queste vostre indicazioni e sollecitazioni. Cosa fare allora? Questo certamente i fondi non li possiamo procurare noi, certo. Ma l'amministrazione deve farsi carico di questi problemi. Anche perché la sicurezza è fondamentale. La sicurezza è fondamentale perché la sicurezza riguarda anche gli amministratori, perché anche loro diventano pedoni quando attraversano le strade. Voi avete allegato a questa vostra nota stampa anche una serie di scatti fotografici che mostrano la gravità della situazione. Esatto, lo abbiamo fatto perché si possa vedere com'è la situazione e soprattutto questo modo bizzarro di segnalarla. Insomma, ecco, bisogna rispettare il codice della strada. Questo è fondamentale. Perché... E a proposito di codice della strada, lei che è un esperto di sicurezza stradale, c'è un'altra cattiva abitudine da parte delle amministrazioni di piazzare dossi irregolari sulle strade anche trafficate, quindi dossi che non sono consentiti. Allora, il codice della strada non prevede l'installazione di questi dossi per le strade che sono transitate dai mezzi di soccorso e dai mezzi pubblici. Sì. Quindi questo è fondamentale, perché Quindi il mezzo di soccorso deve poter camminare in sicurezza, certo. Perché se sobbalza e ha un ferito grave, certo, può causarne la morte. Invece sono consentiti gli attraversamenti, sono consentiti i rialzi delle strisce pedonali, perché in qualche modo evidenziano la presenza del pedone, in mancanza di altri mezzi, quali potrebbero essere le illuminazioni adeguate, come succede in altri paesi, come sta cominciando a succedere anche in Italia con alcune installazioni a Como e ad Empoli, dove il passaggio pedonale dove vengono installati dei proiettori che illuminano con flussi luminosi elevatissimi, potenti, quindi mettono in evidenza il pedone. La presenza del pedone viene segnalata con un sensore, il quale fa accendere le luci e in più aziona due lampeggianti prima del passaggio pedonale a una distanza di circa 70 metri per avvisare l'automobilista che c'è un passaggio pedonale e un pedone che attraversa. Insomma, avvocato Sardella, ci sono i modi per intervenire con efficacia, però spesso le amministrazioni fanno orecchie da mercante. Sì, infatti è una questione che noi segnaliamo sul territorio ormai da anni. I provvedimenti purtroppo efficaci, in realtà non riscontriamo nessun provvedimento, se non nel caso specifico di Agi Sant'Antonio un proliferare eccessivo di dossi che abbiamo visto non rispettano neanche le norme del codice della strada e che non risolvono alcun problema, oltre a non essere segnalati come dovrebbero essere. E speriamo che si intervenga al più presto, il Codacons su questo vigilerà. Ricordiamo in chiusura brevemente i contatti, i modi per entrare in contatto con voi. Sì, il Codacons può essere contattato attraverso la sede regionale sita in via Musumeci 171 a Catania, attraverso lo 095 44 10 10, recapito telefonico, la sede intercomunale di Aci Sant'Antonio. Abbiamo affrontato poc'anzi i problemi che riguardano proprio il territorio in cui è sita la sede intercomunale, che è in via Marchese di Casalotto numero 120 ad Aci Sant'Antonio. Si può consultare il sito internet www.codacons.it, il sito regionale www.codaconsicilia.it o il numero unico nazionale che è l'892 007. Ringraziamo Franco Lionti, responsabile del Dipartimento Sicurezza Stradale e Viabilità, e Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Naturalmente vi aspettiamo prossimamente. Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Notizia prosegue, restate con noi.